L'unica che non aveva il microfono acceso ero io. Nel secondo incontro di oggi avremo il piacere di avere con noi Beniamino De Idda, ex magistrato e procuratore, che oggi sarà coordinato per noi da Federico Serratore. Federico Serratore è un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Cagliari, che ha maturato negli anni diverse esperienze presso primari studi legali, ove si è formato professionalmente in ambito giudiziale e stragiudiziale, sia a livello nazionale che internazionale, con particolare riferimento al diritto commerciale e al diritto societario. Buona serata e buon ascolto. Buonasera a tutti. Vorrei intanto ringraziare l'organizzazione di Strangius per ancora una volta per l'invito a partecipare, a moderare questi incontri. Faccio veramente le più sentite congratulazioni perché è un evento, è una manifestazione che sempre di più sta riscuotendo successo, anche per le tematiche affrontate e trattate. Tematica di oggi sulle resistenze. Non potevamo e non potevano non invitare Beniamino De Idda, magistrato ormai in pensione, è stato procuratore della Repubblica a Prato, procuratore generale a Trieste e procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Noto per essersi impegnato durante tutta la sua carriera professionale per i diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ha affrontato diverse importanti vicende della nostra, tra le più importanti vicende giudiziarie in ambito penale legate al mondo del lavoro. Quindi ringraziamo Beniamino De Idda, vi chiederei di fargli un applauso per questa serata. Prima ancora di affrontare e trattare la sua opera di oggi, per non essere sudditi, 10 lezioni semplici sui principi della Costituzione, vorrei cercare di far emergere quello che è il lato umano e l'uomo, prima ancora di affrontare insieme il professionista, il magistrato, il giudice. Quindi vorrei intanto farle, se posso, una domanda sul suo percorso, su cosa significhi per lei essere un uomo sardo, aver iniziato, aver vissuto la sua infanzia, la sua gioventù in Sardegna, e come poi ha maturato, e se essere vissuto in Sardegna è servito anche per la sua carriera professionale, e come e quando ha maturato la volontà e la decisione di percorrere la strada della magistratura, soprattutto con una forte vocazione verso la tutela dei deboli, degli emarginati, dei più deboli della società. Prego. Grazie, intanto grazie di questo invito. Per me non è solo l'occasione per tornare in Sardegna, una cosa che faccio appena posso, ma insomma stasera ho sentito cose, per esempio ascoltando il professor Casula, ecco, mi sono reso conto di quanto ci ingannino, no? Nell'insegnamento della storia, insomma, ecco, non è un caso, credo, ma insomma alcune cose che anch'io mi sforzo di dire, non con l'autorità del professor Casula, ma insomma è davvero proprio così, bisognerebbe cominciare a reagire in maniera più forte. Ecco, riuscire a parlare di sé per me è uno sforzo notevole, nel senso che non sono domande facili. Quando io abbia deciso di fare il giudice non lo so neanch'io, ma insomma certo ero molto giovane. Credo che, almeno nel mio ricordo, così una spinta fortissima mi venne un giorno, avevamo marinato la scuola insieme al fratello di una signora che è nel pubblico, e mi ricordo che, non so perché, andammo al Palazzo di Giustizia anziché
anziché andare al mare. E al Palazzo di Giustizia si processava un assassino, un incriminato di omicidio. Ecco, c'erano queste gabbie tetre, l'aula era buia, i giudici tutti neri, nessuno muoveva un muscolo del volto. Ecco, lì ci fu uno scambio tra pubblico ministero e difensore, uno scambio tutto logico, tutto di testa, i giudici impassibili. Ecco, questo spettacolo mi impressionò notevolmente. Ecco, io credo che una spinta emotiva a entrare in questo gioco, ecco, di cosa è giusto, di accertamento della verità, ecco, questa spinta è venuta di lì. Poi certo, poi ci sono le letture, è stato decisivo, ma ero già più grandino, non andavo più al liceo, la lettura del Diario di un giudice di Dante Troisi. Ecco, una lettura che vorrei consigliarvi ancora oggi, visto che in questi giorni lo ha ristampato l'editore, ci sarà pure un motivo. Ecco, ed è un libro di una nettezza, di una acume, di una capacità di descrizione della giustizia anche nella sua mediocrità. Ecco, la descrizione della giustizia per i poveri, ecco, questo mi colpì. Ecco, e molte, credo, delle ispirazioni che lei ha benevolmente ricordato, cioè questo di dedicarsi alle vicende del lavoro, alla morte sul lavoro, all'ingiustizia della vita degli operai. Ecco, credo che queste spinte siano venute molto dalla lettura di Troisi, ma insomma il resto lo vedremo. Tra le altre varie figure che l'hanno accompagnata nel suo percorso, si cita tantissime volte Don Borghi, il prete operaio, una figura che arrivò poi, se non erro, a lasciare i voti, lasciare la Chiesa e dedicarsi effettivamente sempre di più ai deboli e agli operai, in un momento in cui la Chiesa invece si distanziava, no? da quelle figure eccessivamente disturbanti della società. Oltre quindi Don Borghi, chi altro l'ha accompagnata in questo percorso? Glielo chiedo anche perché poi credo che questa sia stata anche un po' la genesi del libro Per non essere sudditi, cioè la costruzione di un gruppo di persone che poi lei, oltre che magistrato, ha fatto, insomma, si è occupato di tanta divulgazione presso il pubblico, presso quelle persone, quindi con tanti doposcuola, che non avevano la capacità o le possibilità per apprendere e imparare la nostra Carta Costituzionale. Lei ha fatto, insomma, un vero e proprio voto di impegno, un impegno civico per la nostra società. Beh, queste domande ora vanno un po' al fondo della mia esperienza e non abbiamo molto tempo, quindi devo davvero stringere, ma insomma la mia formazione giovanile è quella del liceo, poi dell'università, ma poi inizia una seconda formazione, quella che ho acquisito facendo il giudice. Ecco, intorno io ho fatto il giudice molto presto, avevo 25 anni, non capivo nulla, perché a quell'età è difficile capire tanto da poter fare il giudice. Comunque ho dovuto farmi un'altra formazione, e uno degli uomini che è stato decisivo in questa formazione appunto è Don Borghi. Bruno Borghi è stato il primo prete operaio italiano, cioè il primo prete che ha deciso che il Vangelo non andasse predicato da un pulpito, ma che andasse praticato col lavoro duro. Quindi lavorare per Bruno Borghi è stato partecipare alla lotta operaia fin dall'inizio.
Quindi vi immaginate come la Chiesa ha potuto accogliere una decisione così netta, radicale. Entrò nel 1950 alla Pignoni di Firenze, una fabbrica storica fiorentina, e dopo 6 mesi il vescovo disse: no, bisogna che tu rientri in chiesa perché così non può andare avanti. Aveva già mobilitato la commissione interna, gli scioperi si moltiplicavano alla Pignone e il Borghi fu messo fuori. Ecco, da allora è stato tutto un partecipare alla lotta operaia, e fino a che non fu assunto, finalmente dopo anni che cercava lavoro, non fu riassunto a una ditta che fabbricava gomme, la Gover di Firenze. Durò pochi mesi e il giudice, il padrone lo sbatté fuori dopo pochi mesi. E ecco, io mi sono formato a questa scuola, con una scuola di un rigore, senza parole, coi fatti, una scuola di un rigore estremo. E io devo molto della mia vita di giudice a Bruno Borghi. E ho provato a pagare questo debito, dedicandogli un libro che ho pubblicato sulla vita del Borghi, che è intitolato Basta un uomo. Ecco, vorrebbe dire che basta un uomo davvero per cambiare, ecco, la vita di molti e anche il senso della società. Ecco, poi naturalmente il Borghi era molto amico di Lorenzo Milani, di Don Milani, e qui la mia formazione è diventata borghiana e milaniana un tempo, nel senso che quando uscì Lettera a una professoressa, e prima ancora la lettera ai giudici, la lettera ai giudici io ritengo sia il vero manifesto morale dell'Italia nata dalla Resistenza. È una lettura, stiamo parlando di uno dei più grandi scrittori del Novecento, perché Don Lorenzo Milani non è solo il prete che ha rovesciato le logiche dentro la Chiesa e nella società, è uno dei più grandi scrittori italiani. Basta leggere, vi prego di leggervi, sono poche pagine, la lettera ai giudici, che è un monumento della storia politica italiana. Ecco, la formazione di Don Milani è stata tutt'uno con la decisione di fare scuola ai più disgraziati, a quelli che non... C'è una morale della restituzione, come lo chiamava Don Lorenzo, cioè chi ha accumulato cultura, chi ha fatto la scuola a spese, i signorini che hanno fatto la scuola a spese dei pastori. Nella mia scuola elementare a Villa Grande, nel 1941, c'eravamo solo in 3 persone. Io che ero figlio di un brigadiere della Forestale, il figlio del medico condotto e il figlio dell'ingegnere che era l'ispettore delle miniere della zona. Solo in 3. Gli altri a 6 anni non venivano a scuola, perché facevano i servipastori. A 5 anni venivano mandati sui monti e rientravano all'imbrunire verso le 4, 4 e mezza. Arrivavano a scuola alle 4 e mezza. E noi, che tutta la mattina avevamo avuto la maestra solo per noi, alle 4 e mezza ce li vedevamo tornare e si cominciava finalmente la scuola. Naturalmente i servipastori si addormentavano sul tavolo perché non potevano fare altro. E ricordo che la maestra ci diceva: non li svegliate. E noi facevamo piano. Ecco, diceva Don Milani, mangiare il cacio fatto dai servipastori è un privilegio. Ecco, questa idea di restituire è un'idea tipicamente milaniana. Ecco, e ha guidato i tanti doposcuola che io ho fatto nella mia vita, insomma, da quando avevo 30 anni e fino a quando ne ho avuti quasi 50. Quindi, insomma, è stata una dura milizia coi figli dei contadini, coi figli. I pastori in Toscana ci sono meno, insomma, e quelli che ci sono sardi, quindi pastori e contadini venivano al doposcuola. Ecco, questo è un po' il senso, ecco, e la vita giudiziaria si è innestata in questa
in questo contesto, con dispiacere dei miei capi, i quali mi facevano sapere: ma che c'entra la scuola con la giustizia? Ma stai in aula, vai in udienza, ma perché devi fare il doposcuola? Ecco, ma insomma, ma questo è un altro capitolo del mio contrasto con i capi degli uffici giudiziari. Lei costituì una delle sezioni a Firenze di Magistratura Democratica e forse anche quel passaggio è stato un po' una ulteriore riconferma del fatto che lei fosse e sia stato un giudice vicino alla democrazia, vicino ai più deboli. Tuttavia, in maniera tale che adesso ci riportiamo poi al suo libro e approfondiamo la nostra Carta Costituzionale. La premessa è, ripeto, l'aver costituito e creato la sezione di Magistratura Democratica che la rende un giudice umano. Non per tutti è così. Non tutti i giudici, e lo dico anche da avvocato, hanno quel senso di umanità e di riuscire a calarsi effettivamente su quelle che sono le esigenze e le vicende giudiziarie. Cosa è stato per lei e come è stato per lei riuscire a mantenere da una parte l'indipendenza e dall'altra riuscire a caratterizzarsi così umano nelle vicende giudiziarie che ha affrontato, e come la Carta Costituzionale sia effettivamente il faro, la luce per un giudice umano? Dunque andiamo con ordine. Vorrei dire a chi ascolta che quando io ho cominciato a fare il giudice, i primi anni 60, i capi degli uffici giudiziari erano tutti magistrati che avevano fatto carriera sotto il fascismo, perché 60, insomma, si diventa capi degli uffici giudiziari almeno dopo 30 anni di milizia, quindi c'era gente che era entrata nel 1930, nel 1925, quindi in pieno fascismo. E al di là delle capacità di ciascuno, certo, la formazione dei giudici, dei magistrati, era una formazione fascista, con tutte le sfumature che questo aggettivo si porta dietro. Qualcuno fascista, qualcun altro uno tollerante nei confronti del fascismo. Ecco, noi che invece avevamo 5 anni al tempo quando è caduto il fascismo, insomma, non potevamo andare d'accordo. La nascita di Magistratura Democratica si spiega storicamente così: non potevamo fare altro. Io sono uno dei fondatori di Magistratura Democratica ormai 60 anni, più di 60 anni fa. Abbiamo celebrato il 60° l'anno scorso. E non fu un atto di eroismo, fu inevitabile. Fu inevitabile trovare altre vie per una giustizia che non poteva essere più la giustizia del re, in nome del re. Dovevamo farlo in nome della resistenza, della democrazia nata dalla resistenza. Non avevamo scelta. È vero che molti altri colleghi erano più tardi, più lenti a capire, ma la nostra rivoluzione, chiamiamola così, lo dico tra virgolette, non c'era niente di violento, ma la nostra rivoluzione giovò anche agli altri, aprì spazi di libertà, di manifestazione del pensiero, ecco, che hanno segnato la vita anche di chi non partecipava a quella lotta. Certo, oggi la storia si vendica, oggi abbiamo al governo magistrati, Nordio si ritiene ancora un magistrato, beato lui, che dicono il contrario della nostra storia. Ma, ripeto, questi sono i tornanti della storia, i ricorsi della storia. Quindi la nascita della Magistratura Democratica ebbe questo senso. Quando voi sentite oggi il governo dire basta con le correnti sono stati l'anima dell'evoluzione della giustizia in Italia. Il confronto delle idee, le proposte diverse sulla giustizia, le sensibilità diverse sono state
l'humus su cui è cresciuta la giustizia italiana. Se noi prendiamo delle riviste e leggiamo le sentenze del fascismo, del periodo fascista, è un altro mondo, un mondo di chiusura, di isolamento, di povertà, di sfruttamento, di corporazioni, di mancanza di libertà dei giornali, mancato scontro sindacale, non c'era più nulla. Abbiamo rimesso su quel poco che la giustizia italiana ha presentato in questi 60 anni. Ora ho dimenticato la seconda domanda, ma insomma... Anche io. No, diciamo, il senso era se la creazione, ecco, di magistratura democratica ha consentito di porre le basi, ecco, ora di ricordo essere bene. giudici umani. Okay. No, e questo ho provato a descrivere quel clima, perché di lì è partita una nuova stagione anche della democrazia italiana, non solo della magistratura italiana, ma della democrazia italiana. Perché io ricordo che una delle nostre preoccupazioni di noi giudici giovani era ripulire il codice penale, il codice civile, dalle leggi fasciste, dalle leggi fascistissime, come le chiamava Mussolini, che erano in un contrasto irrimediabile con la Costituzione. Allora mi ricordo la gara nel mandare alla Corte Costituzionale leggi nate nel periodo fascista inconciliabili con lo spirito della Costituzione. La Costituzione in Italia ha avuto una storia molto tormentata, perché all'inizio è stato lo strumento con cui la giovane magistratura ha provato a cambiare il volto del costume giudiziario. Poi la Costituzione, una volta che questo periodo di contestazione dell'ordinamento giuridico esistente è un po' finito, pensate che nel codice penale esisteva ancora il delitto d'onore, chi scopre l'illegittima relazione della moglie, della sorella, della figlia può ammazzare impunemente, prende 2 anni di galera, si prendevano altre... No, c'era ancora il codice penale il delitto di adulterio, che puniva solo le donne adultere, mentre i mariti potevano fare quello che si voleva. Quindi pensate, un ordinamento assolutamente che segnava ancora oggi, ma che allora segnava il dominio del patriarcato, il dominio dell'uomo sulla donna. Quindi abbiamo provato un po' a ripulire l'ordinamento di questi vizi storici. Ma poi la Costituzione ha cominciato a entrare un po' nel dimenticatoio. A scuola, nonostante una legge dell'onorevole Moro, pensate, 1958, dicesse che bisognava studiarla a scuola nell'educazione civile, in realtà non si è mai, Casula credo lo sappia, non si è mai seriamente insegnata la Costituzione. Io ho frequentato le scuole dalla Repubblica, ancora oggi frequento molte scuole perché vado a parlarci, ma mi pare che la Costituzione stenti a entrare nell'educazione civile degli insegnanti e dei ragazzi. Quindi la Costituzione è entrata un po' nel dimenticatoio. Eppure la Costituzione italiana, molti dicono un pochino enfaticamente che è la Costituzione più bella del mondo. Io non saprei, ma mi interessa poco questo, ma è una Costituzione che testimonia il punto d'arrivo del costituzionalismo democratico nel mondo. Certamente è la più avanzata Costituzione che sia stata scritta. Altre hanno dei secoli alle spalle. La Costituzione americana è del 1787, la Costituzione francese è quella della Rivoluzione del 91, ma la Costituzione italiana è riuscita a prendere il meglio di questa storia del costume democratico e l'ha tradotta in affermazioni, in leggi, in proposizioni che tuttora
reggono la vita del mondo che viviamo. E non solo, direi, credo che insomma dalla lettura della Costituzione si possa evincere quanto sia attuabile non solo ai giorni d'oggi, ma è aperta a interpretazioni e ad applicazione pratica di tutta la modernità che affrontiamo, delle novità tecnologiche e innovazioni. Prima di fare le altre domande, vorrei provare a capire come viene percepita la Costituzione nel pubblico e quanti nel pubblico hanno mai letto la Costituzione, o per intero o almeno qualche articolo. Alzate la mano. Intero? Allora facciamo per intero. Per intero. Beh, questo pubblico mi intimorisce. Hanno letto tutti la Costituzione. Allora di che parliamo? Raccontatela voi. Per intero abbiamo visto che obiettivamente sono effettivamente in pochi, e questo è un po' la dimostrazione di quello che diceva lei prima, cioè che la nostra Carta Costituzionale sia ormai entrata nel dimenticatoio della società civile. Da quale articolo della Costituzione o quale diritto fondamentale partirebbe per spiegare la nostra Carta Costituzionale, o se vuole raccontare e insomma renderci partecipi dei suoi pensieri su quale sia oggi un principio costituzionale fortemente e gravemente a rischio? No, non voglio sottrarmi alla domanda, nel senso che dirò qual è il nodo che io percepisco come il più impegnativo oggi per i cittadini. Ma voglio dire però che questo libro, che è intitolato, qualcuno l'ha visto, non so, ecco, che è intitolato Per non essere sudditi, non è un libro sulla Costituzione, nel senso classico, non è un libro di diritto costituzionale. Non c'è un libro di diritto costituzionale per la gente non ha nessun interesse. Ce l'ha per gli studiosi, ma certamente non per la gente. Ma questo libro ha una genesi diversa. Nasce cioè dalle lezioni, dalle lezioni a gruppi di base che nei due quartieri popolari di Firenze, che sono Le Piagge e Bagnaripoli, io ho tenuto con gente che non aveva, al massimo aveva la terza media. Ecco, per anni noi ci siamo trovati ogni settimana a parlare di un articolo della Costituzione. E naturalmente gli articoli sono stati discussi secondo le esigenze, i criteri, i pensieri della gente più sprovveduta, cioè di coloro che non avevano mai studiato la Costituzione. Ecco, quando ci siamo resi conto che quegli argomenti toccavano la vita reale delle persone, la manifestazione di pensiero, il fatto di non avere lavoro, il fatto che si reprimesse la protesta e così via, ci siamo resi conto che quei temi discussi a quel livello popolare nel senso più bello della parola, e forse meritavano di essere diffusi, divulgati. Nasce così questo libro su 10 temi della Costituzione, che sono quelli più grossi: l'eguaglianza, la salute, il lavoro, il fisco, la libertà individuale, la scuola, il carcere. Ecco, tutti i temi più grossi che ancora agitano la vita della nostra Repubblica sono trattati con un linguaggio che è per non specialisti, cioè non è un linguaggio giuridico col rigore certo del giurista, perché io non racconto storia, dico come sono davvero le norme, ma con un linguaggio accessibile a tutti. Ecco, questo ha fatto sì che questo libro, nato senza pretese, invece abbia avuto una particolare fortuna nelle scuole, dove i gruppi di insegnanti finalmente si sono resi conto che bisognava portare l'educazione civile a un livello molto diverso che per il passato. Scuole di Prato, scuole di Empoli, scuole fiorentine, che hanno adottato il testo, per cui siamo stati costretti a farne una nuova edizione con altre 1000 copie, e insomma il libro va. Ecco, e questo credo che
testimoni della sua popolarità, nel senso migliore che si può dare a questo termine. Ma mi rendo conto che non voglio sfuggire alla domanda di fondo. Tanto ci ritorniamo. Prego. No, le chiederei appunto quindi di provare a rendere la platea partecipe di almeno uno di questi principi fondamentali che le ritiene debba conoscersi tra il popolo, tra i cittadini, e se vuole anche o alternativamente quello che è uno tra i vari diritti fondamentali che ritiene oggi maggiormente a rischio. Va bene. Ma devo dire che le esigenze che rendono oggi, perché l'abbiamo scritto un anno fa, ma le esigenze che rendono oggi del tutto urgente tornare alla Costituzione, ecco, sono due. Il primo dipende dal momento politico che attraversiamo oggi. Noi abbiamo al governo una classe politica, scusate, io non sono un politico e quindi parlo senza rispetto per le autorità costituite, ma dicevo che attraversiamo un momento in cui abbiamo al governo una classe politica che ha annunciato di voler cambiare la Costituzione. In effetti un ramo del Parlamento ha già approvato una fetta, diciamo così, di nuovi articoli che sostituiscono la disciplina della magistratura. E un ramo del Parlamento ha anche votato il cosiddetto premierato, cioè si vogliono cambiare i poteri del Presidente della Repubblica e contemporaneamente del Presidente del Consiglio, eletto direttamente dal popolo. Si vuole introdurre, per fortuna la Corte Costituzionale per ora li ha fermati, la cosiddetta autonomia regionale differenziata, un'autonomia anche economica. L'assetto appunto della magistratura viene buttato all'aria con l'introduzione di 2 consigli superiori e di 2 corti disciplinari, e già questo basterebbe per mettere in sospetto: ma come mai si vuole cambiare una parte così importante dell'assetto democratico del Paese? Ma poi c'è un secondo motivo che riguarda il rapporto tra il popolo e la sua Costituzione, perché le Costituzioni, vedete, disegnano il quadro, diciamo così, dei rapporti tra i cittadini, stabilendo i diritti fondamentali delle persone, i limiti invalicabili delle libertà di tutti, le relazioni tra il cittadino e lo Stato, il rapporto tra i poteri e le istituzioni, cioè si parla delle cose fondamentali della vita politica. Ecco, questo complesso di rapporti determina il tipo di vita politica in cui si vive, i rapporti civili, i diritti, i doveri di ogni persona. Ecco, per tutti noi avere chiara la cornice di questi diritti di cui viviamo e dipende appunto, la realizzazione della democrazia dipende appunto da questo, dal essere padroni di questi strumenti di libertà che la Costituzione ci offre. Allora, vedete, sono questi i motivi che rendono urgente il dibattito popolare sulla Costituzione. La gente deve capire che cosa sta succedendo a livello di governo, qual è il futuro che ci si prepara, perché c'è questa urgenza di cambiare la Costituzione. Si dice: ma la Costituzione è vecchia, non sanno quello che dicono. La Costituzione americana ha 237 anni. Se uno come Renzi, tanto per non fare nomi, che propone di cambiare insieme 47 articoli della Costituzione, 47, proponesse in America di cambiare 47 articoli della Costituzione, un paese dove si fa un emendamento per volta, avete visto quanto ci è voluto in America per cambiare il 4º emendamento della Costituzione? Anni di discussioni. Renzi proponeva di cambiare 47 articoli, in America arriva la Croce Verde e lo ricoverano, in Italia invece fa il capo del governo. Quindi
scusate, io la mia faceva il capo del governo, cioè, ecco, ma chi è venuto poi prima e dopo ha fatto tentativi analoghi. Berlusconi voleva cambiare 26 articoli. Nel 2006 il referendum ha detto no. La gente oggi ci riprova la Meloni, ne vuol cambiare solo 14, ma insomma, ora la Costituzione si cambia con le opposizioni. La Costituzione è di tutti, vincola le destre, il centro, la sinistra, non si può cambiare a colpi di maggioranza. Questi invece vogliono far da soli, ma è impossibile. Guardate, vi racconto, durante l'Assemblea Costituente c'era una discussione appunto sulla Costituzione. Al governo c'era Alcide De Gasperi, il quale a un certo punto entrò in aula mentre si discuteva di un articolo della Costituzione e andò a sedersi nei banchi del governo. Si alzò subito l'onorevole Calamandrei, Piero Calamandrei, un giurista insigne, che disse: signor Presidente, lei non può stare in quei banchi. Sorpresa di De Gasperi, come mai? Non può stare, perché lei rappresenta la maggioranza, cioè solo una parte dei cittadini. Noi stiamo discutendo della Costituzione e la Costituzione è di tutti, maggioranze e opposizioni. A questa lezione di diritto costituzionale De Gasperi, che aveva il senso dello Stato, non era la Meloni, però, si alzò e andò a sedersi nei banchi della Democrazia Cristiana. Racconto questo episodio per dire che la Costituzione va fatta con i rappresentanti di tutto il popolo, non può essere fatto dalle maggioranze mentre la minoranza si oppone. Destra, sinistra e centro sono vincolati dalla Costituzione. La Costituzione è di tutti, non si presta a colpi di mano. E invece noi stiamo assistendo appunto a un colpo di mano. Darei spazio a qualche domanda dal pubblico. Se qualcuno, qualche collega magari vuole alzarsi in piedi e fare una domanda. Eccolo. Prego. Aspetta. Buonasera e grazie per l'intervento e per la testimonianza. In parte ha già risposto. Mi chiedevo, secondo lei quindi la Carta Costituzionale regge o avrebbe bisogno di un attento riesame in alcune parti? La sua opinione personale. La mia opinione Grazie. personalissima è che la si vuole cambiare proprio perché regge, cioè proprio perché contiene le risposte alle esigenze di oggi. La si vuole cambiare per questo, perché non piacciono le risposte della Costituzione. La Costituzione è nata dalla Resistenza, non piace a questo governo che non vi ha partecipato, non vi si riconosce e dunque non può davvero accettare lo spirito della Costituzione. Questa è la ragione vera. Le Costituzioni sono fatte per il futuro, non per il presente. Dire la Costituzione è vecchia, quando noi abbiamo una Costituzione largamente inattuata, in tante parti inattuata, vuol dire non capire nulla di diritto costituzionale. E infatti al governo ci sono quelli che non capiscono quasi nulla di diritto costituzionale ed è per questo il motivo per cui la si vuol cambiare. Spero di aver risposto, anche se troppo sinteticamente. Qualche altra domanda? No? Le chiedo io e faccio magari l'ultima battuta, l'ultima domanda. Che insegnamento ci vuole lasciare? Vuole lasciare a questa platea oggi proprio per non essere sudditi? Cosa dobbiamo migliorare? Cosa possiamo imparare? Questa è una domanda impegnativa che probabilmente scatenerà e la risposta scatenerà un po' di discussione
spero almeno. Ma vede, la dirò con una battuta, ma poi la spiego perché le battute vanno spiegate. La Costituzione ci dà un comando e un insegnamento, e il comando è disobbedire. La Costituzione è un manuale ragionato, organico, di disobbedienza civile. Disobbedire alle leggi contrarie alla Costituzione. Voi mi direte, ma come si fa a disobbedire alle leggi? E poi un giudice viene a dire di disobbedire, ma insomma è cosa che capisco può inquietare. Come si fa a disobbedire? Ma si fa facendo i cittadini fino in fondo, cioè giudicando se le leggi che vengono varate dal Parlamento siano conformi allo spirito della Costituzione o contrarie. Quando noi sentiamo, per esempio, che una ONG che ha fatto un salvataggio in mare di 100 disgraziati ormai che vomitano, che da giorni sono in mare, non ne possono più, e sentiamo che le ONG vengono fermate e multate per aver disobbedito all'ordine di andare nel porto più vicino. Stanno nel mare Egeo, gli dicono andate fino alla Spezia. Quelli naturalmente hanno il problema di ubbidire o disobbedire, e alcuni sono cittadini così intemerati che disobbediscono e vanno a Lampedusa, e quelli li fermano e li multano. Chi è in torto? Il governo o questi disgraziati col mal di mare, con i bambini, con le donne incinte? Chi è che doveva obbedire? Vedete dunque come a ciascuno di noi viene il momento di decidere se secondare la prepotenza di chi ha il potere oppure obbedire ai principi della Costituzione. Eccolo qui. Grazie mille, grazie a tutti per aver partecipato così numerosi. Scusate, sì, no, prego, se ancora... No, vada, ci mancherebbe. No, volevo dire, no, ho avuto l'impressione, mentre parlavo, ma è solo un'impressione, poi c'è buio, non vi vedo tutti in faccia, che questa mia presa di posizione, disobbedire, abbia lasciato qualche perplessità in qualcuno, non in tutti, ho capito dal vostro applauso che non erano tutti, ma ecco, però vorrei aggiungere, perché questo alla fine è il messaggio principale del libro, che la disobbedienza alle leggi ingiuste non solo è possibile, ma è necessaria. A volte è necessario se si vuole essere cittadini fino in fondo. Ecco, guardate che disobbedire, lo dico per i più moderati, per i più tranquilli, per le persone per bene, ma disobbedire è possibile perché una democrazia costituzionale riconosce il diritto di ogni cittadino di dissentire dalle maggioranze, dal parere e dai voti delle maggioranze, perché in un ordinamento che è fondato sul primato della persona rispetto allo Stato, avete sentito dire il personalismo della nostra Costituzione, la persona è il centro della vita civile, allora in un ordinamento così questa libertà di disobbedire la faccia speculare di un'altra libertà, quella di manifestare liberamente il proprio pensiero e di conformarvisi. Questa libertà, questo diritto sono rivendicati da qualche millennio, da Socrate a Domilani, e non ci sarà governo, né governo fascista né governo di altro tipo, che ce lo potrà togliere. Questo è il senso. Grazie.
Grazie Beniamino e grazie Federico. Adesso vorrei qui Tiziano e Giacomo per un piccolo omaggio. Grazie molto. Era troppa l'emozione. Cavilli di Vico Mossa. Sì. È un libro famosissimo. Ed è anche il motivo per cui Strangius si chiama Strangius. Ah, è già Sì. Caso Marzo. Vi chiedo di stare ancora un attimo qua perché nella serata di oggi ci sarà la consegna del premio letterario Franco Puzzolu, testimone dell'identità sarda, consegnato dall'assessore alla cultura Giovanni Maccioni, e vorrei anche qui Marina Puzzolu, la figlia di Franco Puzzolu, che è autrice dell'opera. Grazie, certo. E intanto vi leggo le motivazioni per il quale abbiamo deciso di consegnare questo premio a Beniamino De Idda. Don Lorenzo Minari scriveva: non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. Beniamino De Idda, magistrato che ha fatto parte della generazione dei pretori d'assalto che negli anni 70-80 furono in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori affermati dallo Statuto, ha fatto suo l'insegnamento del sacerdote di Barbiana. Entrato in magistratura nel 1963, ha svolto la sua attività prevalentemente a Firenze, dove è stato per molti anni pretore, poi giudice per le indagini preliminari e dal 1993 per 6 anni procuratore della Repubblica aggiunto presso la Pretura di Firenze. Nel 1998 è stato nominato procuratore della Repubblica di Prato, funzione che ha mantenuto fino al 2005, quando è stato nominato procuratore generale di Trieste. Dal 1979 si è occupato specificatamente dei reati in materia di igiene e sicurezza del lavoro e in special modo di infortuni e malattie professionali. Poco prima della conclusione del suo incarico si è occupato della vicenda di Eluana Englaro, diventato caso esemplare. Per queste motivazioni la Commissione assegna il premio Franco Puzzolu, testimone dell'identità sarda, a Beniamino De Idda. Sì. E credo però, prima della foto ufficiale, di dover ringraziare, perché insomma per me un premio davvero inaspettato e forse immeritato, perché io nonostante tutte le cose a letto, poi sono un povero pretore di campagna che è emigrato a Firenze, ma insomma, ecco, ma è un premio però di cui vorrei sottolineare l'importanza, perché questo è un festival, leggo qui, destinato alla ricerca della libertà e opposizione ai totalitarismi e ai soprusi. Ecco, io vorrei finire, per ringraziare tutti, dicendo che se la si legge la Costituzione, si vedrà che contiene una carica pacifica, non violenta, ma molto robusta, capace di trasformare e salvare la nostra democrazia. E se questo invito a leggere la Costituzione viene orientato a questa fine di capire cosa vuole da noi la Costituzione, io credo che questo premio non sarà dato invano, perché è un premio alla Costituzione e non a me. E questo spiega anche perché i governanti di turno pensino di cambiarla. Ecco, questo tentativo di riportarci indietro nel tempo, nella storia, deve incontrare la nostra resistenza,
perché all'orizzonte appaiono nuove forme di fascismo, certo non simili a quelle del passato, ma sempre più lontani dal modello che la nostra Costituzione ci offre. E a questo punto, vedete, la Costituzione non è più soltanto una guida, diventa lo strumento privilegiato della nostra resistenza. Ecco il senso del festival, la resistenza, essere resistenti. La Costituzione ci promette che è possibile, è la nostra arma per una resistenza non violenta che bisogna sapere usare per la nostra libertà. Credo che vorrà pur dire qualcosa se il nostro festival si intitola appunto Resistenze. Grazie a tutti. Grazie. Prima di fare la foto ufficiale vorrei far dire due parole a Marina Puzzolu, autrice dell'opera, così ce la racconta. Sì, ho recuperato dal mio archivio e adesso le spiego perché. Generalmente produco le opere destinate per questo premio intitolato Mio padre sul momento, dedicandole ai nostri bellissimi e bravissimi autori. Invece questa volta, quando sono andata lì a spulciare chi è il professor De Ida, ho ritrovato in archivio questo mio lavoro che se andiamo lì a vedere, insomma, questo bel ditone sollevato che indica non solo il dito che indica, che giudica, ma è anche un dito che ci vuole seguire, che ci vuole in qualche maniera guidare. Mi fa enormemente piacere aver ritrovato nelle sue parole proprio il significato del mio lavoro. E quindi siamo stati fortunati perché ho indovinato. Infatti è un lavoro un po' vecchio, del 2022, però credo che si intoni perfettamente a questa serata. Grazie a lei. Poi io, quando ero giovane, Puzzolu pubblicava le sue vignette di un acume, di un divertente, e poi insomma non l'ho più seguito, ma mi ricordo che era veramente straordinario. Sì. Grazie, grazie. Grazie. Aspettate, mi metto da questa parte. Ah, sì? certo, dai. Ah, va bene, perfetto. Grazie. A lei. Grazie. Bene, ringrazio tutti voi per essere stati qua con noi anche questa sera, nonostante all'inizio ci fosse un po' di caldo, ma vi trovo bene, adesso vi siete rinfrescati. Riposatevi perché domani ci aspetta un'altra serata. Ci vediamo a Casa Onni Spaccini in via Garibaldi 12, sempre alle ore 18. Buona serata a tutti, grazie ancora.